Noi come facciamo sempre, cerchiamo di giocare la partita, però siamo una squadra che è carente secondo me un pochettino sotto il punto di vista ma senza togliere niente alla torre, se sapevamo che era a campo ospite, una squadra fatta da ottimi giocatori e che danno qualcosa in più, specialmente in casa, perché poi questo lo parlano i risultati. In casa sono imbattuti, hanno vinto 12 partite con questa e fuori casa concedono qualcosa in più, perciò vuol dire che loro in casa sentono proprio il campo loro e si vede anche da come interpretano le partite, perciò ho fatto un complimento a loro. Io ai ragazzi miei abbiamo cercato poi dopo l'errore del primo tempo che ci ha portato in svantaggio, insomma nel secondo tempo di fare la partita, ha fatto due ottime parate del portiere Fada e logicamente ci siamo esposti al contropiede e a 3-4 minuti dalla fine è stata chiusa con 2-0. Questa è l'analisi un po' della partita. Ecco appunto, meglio il secondo tempo del primo stava no, è uguale, il primo solo chiaramente erano tutte e due le squadre fresche, perciò loro c'erano giocatori importanti davanti, poi c'erano le ripartenze. Sono stati pericolosi 2 volte, ma pure noi non abbiamo finalizzato bene 2 delle ripartenze pure noi, cioè è stato poi un po' equilibrato, l'ha solo interrotto un errore nostro al centrocampo, una palla persa ingenuamente, veloci in dribbling, loro sono ripartiti e poi insomma con i giocatori come Scott e De Martis, se io concedo è giusto che poi va in grazie. Ha scambiato i 2 esterni iniziato? Sì, sempre, io scambio parecchio, Cadao, Tupponi, io gioco con 2 esterni bassi che sono 2 ex attaccanti, Cadao è l'esterno alto, però interpretano bene, ci danno tante cose. Noi fuori casa abbiamo vinto 7 partite, insomma giocando anche un buon calcio, penso che anche qui io ho visto tutte le partite della Torres, insomma penso che abbiamo fatto una buona gara noi qui, a prescindere poi dal risultato finale, siamo venuti qui senza far barricate, giocando un calcio aperto, abbiamo cercato di interpretare così la partita. Poi il risultato ci condanna anche giustamente perché la Torres chiaramente nei 2 confronti con noi si è dimostrata superiore, perciò come dico sempre io a fine partita non possiamo fare altro che complimenti alla squadra che vince. Visto una formazione che ci ha un po' sorpreso, sia come disposizione tattica che come giocatori in campo, come mai si è adattato alla Povers? No, noi non ci adattiamo a nessuno, solo che io premio anche chi si allena bene, secondo me è anche giusto, abbiamo giocato con 97, abbiamo giocato con 98, però se si allenano bene. Pisano ci ha avuto la febbre tutta la settimana, domenica ha fatto una gran partita del sole e questo è confermato, perché penso che nel calcio siamo tutti utili e nessuno è indispensabile. Bisogna anche dare un premio a chi si allena bene dall'inizio dell'anno e cambia anche qualcosa per non far sentire mai nessuno appagato, qualcuno con il posto sicuro, no? Questa è un po' la mia filosofia, anche perché noi arriviamo qui, sapevamo che era difficilissimo, ma anche se avessimo vinto oggi, perché non stavo vedendo i risultati, anziché hanno vinto facilmente, il Grosseto ha vinto, l'Olbia ha perso, però ha rimesso in gareggiata l'Alba Longa, che l'Alba Longa ha un reparto offensivo importante, non è che... perciò noi siamo venuti qui tranquilli a giocare la partita nostra, poi il campo ha detto che la Torre sta vinta e hanno dato di vincere. Sicuramente abbiamo vissuto un'atmosfera un po' difficile stamane, alle 10 Marco ci ha dato una notizia che è mancata la sorella e quindi ci siamo stretti tra di noi e anzi forse ci ha dato anche un po' di forza in più per cercare di ottenere una vittoria in uno scontro diretto importante che dedichiamo tutta la squadra, non al capitano, dedichiamo a Marco, perché giustamente Marco è la nostra guida, noi siamo collaboratori e dovevamo dare una risposta anche al nostro cammino, perché domenica scorsa siamo incappati in un pareggio contro una buona squadra, anche in inferiorità numerica, dove abbiamo provato fino al 90° di vincere, rischiando anche di perdere. Per oggi ci ritroviamo ad aver battuto nella nostra corsa per i playoff una buona squadra, soprattutto la Nuorese ultimamente si era rifatta sotto, ci credevano anche loro alla corsa per i playoff e gli abbiamo dato una bella botta. Oggi l'abbiamo ricacciato indietro e abbiamo fatto un buon primo tempo, forse siamo creati un po' inizialmente al secondo la partita, però poi alla fine in questi derby è importante portare a casa i 3 punti e proseguire il nostro cammino fino a fine campionato. Il nostro obiettivo è migliorare la posizione in classifica e questa oggi abbiamo dato una buona risposta
soprattutto a livello mentale, perché dopo aver vissuto una mattinata, un pre-partita diverso dal solito, la squadra ha risposto con un grosso carattere. Quali sono state le difficoltà che avete incontrato in particolare? Ma sapevamo di trovare una buona squadra, anche in salute, che ultimamente aveva ritrovato dopo parecchi pareggi anche la vittoria. Abbiamo avuto difficoltà perché loro a un certo punto hanno schierato 3 attaccanti alti, più Verratti che ci giocava dietro i 2 centrocampisti, quindi qualche difficoltà ce l'hanno creata, però alla fine dei conti guardiamo la realtà, l'obiettivo era tornare a vincere, abbiamo vinto con sofferenza e poi anche la soddisfazione di aver fatto un cambio importante con Willy che ha chiuso la partita ottenendo la vittoria. Meglio il primo tempo rispetto al secondo, al contrario rispetto alla domenica scorsa. Sì, il primo tempo oggi è stato giocato bene, si è cercato di mettere palla a terra e costruire qualche azione, abbiamo trovato il gol con De Martis, abbiamo sforato il gol con altri giocatori e ti dico, poi sicuramente la posta in palio era alta perché venivamo da un pareggio in casa, alla fine dei conti proseguiamo il nostro cammino, sappiamo che abbiamo rifatto gli stessi punti con 2 derby, con Castello e Simoese come l'andata, abbiamo fatto 4 punti, magari ripetere il cammino nelle ultime 4 partite che mancano. Non sarebbe male. Vuol dire che ci piazzerebbero una posizione importante per i playoff. Un po' a specchio. Sì. Speriamo. L'importante poi quando si ritorna a vincere ci si allena con più entusiasmo, poi abbiamo bisogno di tutti, ci dà la possibilità di recuperare innanzitutto qualche squalificato, rientra Camacho a disposizione, Musto oggi non è stato rischiato con il rischio di perderlo fino a fine campionato perché da magari da uno stiramento si passa a uno strato e quindi l'abbiamo preservato. E alla fine dei conti perderemo Gigi Scotto per squalifica, però anche Gigi fino a sabato mattina è stato in dubbio, anzi ha stretto i denti, questo dimostra l'attaccamento anche alla squadra, non voler mai mollare e cercare di essere disponibili per ritornare a vincere. Mario, le tue sensazioni invece? La partita è stata? Un buonissimo primo tempo per me, proprio buono, giocato a un buon ritmo alto. Verratti ci ha dato fastidio, ma non ci ha dato fastidio perché noi si pressava subito e si ripartiva subito. Forse siamo stati imprecisi nelle ripartenze un po', però questo è dovuto anche a cercare di dare sempre il massimo. Il secondo tempo abbiamo sofferto perché forse c'è stato un piccolo calo in forza dell'Atletico, ma questo ho un livello mentale che semmai al primo tempo si è dato tanto, però non abbiamo sofferto più di tanto. Poi i cambi sono stati dettati un po' dalla situazione dei giocatori e un po' dal modo in cui la Nuorese si è messa e quindi ha portato a fare dei cambi giusti. Mi piace dire questo, che grazie alla squadra perché ha dimostrato che c'è un gruppo solido e come diceva Pietro, in queste situazioni si vede il gruppo, si vede che è attaccato all'allenatore e a tutti noi e quindi grazie soprattutto ai ragazzi. Che soddisfazione? Una grossa soddisfazione, alla prima palla toccata mi pare segnare di fronte ai dubbi tifosi. Ma hai chiuso gli occhi? Sì, come io ho tirato dove è andato. Bravo. No, bravo per l'ironia, non per il gol, avete capito. Una partita tosta da girare, vero?
molto. Sapevamo che era un'ottima squadra, l'abbiamo preparata tutta la settimana con mister e oggi ci teniamo ancora di più a vincerla per il mister, per quello che è successo al mister. Fortunatamente abbiamo portato a casa, abbiamo giocato secondo me un'ottima partita, rischiando pochissimo, aiutandoci tra di noi e abbiamo dimostrato a molta gente che non credeva nel gruppo che noi siamo un gruppo forte e coeso. Giuliano, non hai fatto rimpiangere il Taffi, sei rimasto in campo 90 minuti. Soprattutto non è cosa morire. Sì, quando il mister mi chiama in causa cerco di fare del mio meglio. Fortunatamente è andata bene, ho sofferto poco sia su una rete che a Lonzi e come diceva lui prima, fortunatamente non ho preso nessuna ammonizione, è stata una partita tranquilla. Nel tempo hai sofferto un po' anche all'inizio del secondo il nuovo esterno, anche se è cambiato. Sì, l'hanno cambiato un po' di volte. Ti ha destabilizzato. Sì, più o meno una volta preso le misure, poi l'hanno cambiato inizio secondo tempo. A metà secondo tempo l'hanno ricambiato. Purtroppo siamo in un periodo della stagione dove un po' di stanchezza si inizia a far sentire. Però l'importante è vincere, abbiamo fatto veramente una bella partita, abbiamo vinto, questo è l'importante, soprattutto per il mister, ma anche per i tifosi che ci continuano a seguirci. Mazzola, invece dicevamo prima, oggi al contrario di domenica scorsa, meglio il primo tempo rispetto al secondo. Perché? Il primo tempo siamo entrati convinti di voler fare la partita e di portarla a casa. Concordo con quello che ha detto il mio compagno Girardi, avevamo un motivo in più oggi, nonostante quello che fu successo all'inizio. Nel secondo abbiamo sofferto un po' di più, senza però subire occasioni da gol nette. Ci sta in una fase di una partita, magari più nel secondo che nel primo, dove abbiamo fatto più la partita noi, ci sta un momento in cui ti chiudi e diciamo subisci un po' più le iniziative degli avversari, però abbiamo controllato la partita, poi Mattia si è inventato quel gol, l'abbiamo chiusa e ripeto, siamo felicissimi dei 3 punti che sono importanti per la classifica e per il traguardo che noi abbiamo. Vuoi descriverci il gol invece? Perché anche noi abbiamo più gli occhi. Disegna la top palla, si è andato un tratto subito, la palla è andata a finire lì, come così per tutti. Destra o sinistra? Sinistra. Collo pieno. Collo pieno. Sì. Boh. È convinta? No, lui ce l'ha queste giocate. Di sinistra e collo pieno. Cioè, scusa, dicevi? No, ho detto lui ce l'ha queste giocate, anche in allenamento li prova e si tiri, c'è un bel tiro, quindi... Non è una cosa che gli a caso. Sì. Stai con quanto ti ha dato? Ah? Quanto ti ha dato? 50 euro. Sotto. Scherziamo, sì. Siamo tutti dispiaciuti per il tecnico, però contenti per la vittoria. Almeno una soddisfazione gli abbiamo fatto nel dolore, perché è una bruttissima cosa, poi provare sulla prendere il mister non è stata una cosa facile, proprio il giorno della partita, però noi siamo uniti, l'abbiamo vincere e abbiamo dato questa soddisfazione. Questo fa molto piacere. Sì, sono di progetto. Sì, è stato bello come cornice per un campo. Sì, è stato anche molto bravo l'arbitro a non spezzettare molto il gioco, a farci giocare, quando c'era da fischiare fischiava fallo. Poi c'era molto rispetto fra noi in campo perché ci conosciamo con molti ragazzi della Norese, quindi meglio così, un derby che offre solo spettacolo e non le solite risse e tutto il resto. Hai detto che in qualche modo è anche una risposta a chi dubitava sul fatto che siate gruppo e che siate uniti, perché c'è qualcuno che mette in dubbio? No, però nelle ultime partite forse abbiamo fatto qualche errore in più che qualche persona potrebbe aver avuto qualche dubbio. Noi oggi abbiamo dimostrato che ci abbiamo tolto tutti i dubbi a molte persone che comunque dubitavano del cammino della Torres
diversi fino alla fine del campionato. E con la vittoria di questo derby ci sono 4 partite, non mi ricordo 4, che per noi sono 4 partite importantissime, soprattutto 4 finali. Perché il nostro obiettivo adesso, ora come ora, è di arrivare nella migliore posizione di classifica per i playoff, quindi puntiamo al secondo posto. Quindi nei playoff vedremo. Ma sei uscito stranato? O era una... No, ho preso una volta a metà del secondo tempo, poi 10 minuti alla fine ho sentito un crampo, quindi ho detto meglio non rischiare. Poi tutti quanti sappiamo che dobbiamo dare il massimo fino alla fine della parità, anche perché ci sono persone, compagni che stanno fuori e che hanno una voglia di giocare immensa. Anche Mattia. No, sono contento per lui perché è uno che dà sempre il massimo, non gioca tanto, però poi quando viene chiamato in causa dà sempre tutto se stesso. Comunque stavo dicendo che la forza del gruppo è anche questa. Chi sta in campo fino alla fine dà tutto quello che ha, poi chi entra fa lo stesso. E quella è la forza del gruppo. È una cosa che noi abbiamo e che dobbiamo tirare fuori fino alla fine. Poi io credo che ormai abbiamo dimostrato tanto come Torres, in questo momento ci vogliono più certezze. Nelle ultime partite ci sono mancate, però noi sappiamo la nostra forza e con l'aiuto dei tifosi possiamo davvero dare tanto fino alla fine.